Tule se vse začne. Poliestiren s pomočjo tele naprave in vodne pare se spremeni v takšne male kroglice. In te kroglice potem potujejo v te velike stiskalnice. In tukaj ven iz kalupa pride prvi in najbolj pomemben del vaše čelade, ki se seveda razlikuje od oblike, modela in velikosti vaše glave. In če dobro pogledamo, še vedno lahko vidimo ostanke teh kroglic, ki so pristale v samem kalupu. Tale kalup bo sicer poskrbel za varnost vaše betice, ampak ne bo nič kaj dosti udoben. In te gospe tule poskrbijo za to, seveda odvisno od načina uporabe čelade in tipa čelade, kako udobno vam bo med vožnjo z motociklom. Morda niste vedeli, in jaz zagotovo nisem, da sta tako zunanji del čelade kot tudi vizir iz istega materiala. Polikarbonat Lexan. Takole izgledata oba, ja, razlika je samo v tem, da se čez enega vidi. Je pa seveda očitno, da sta iz istega materiala, saj oba prevzameta ta prvi stik s tlemi, z betonom, če hočete, ob trku in prevzameta tudi prvo absorpcijo. Je pa zelo pomembno, od kje ta material tudi prihaja, kakšen je njegov izvor, kvaliteta. In Nolan dobiva ta polikarbonat Lexan od General Electric. Beh, naturalmente come Nolan da sempre storicamente partiamo dalle materie prime, quindi noi utilizziamo esclusivamente Lexan, che è un policarbonato appositamente sviluppato per noi dalla SABIC, prima General Electric Plastics, con delle caratteristiche che lo rendono sostanzialmente il miglior materiale termoplastico per l'assorbimento degli urti. Questo per noi è una regola, diciamo, un componente di base nello sviluppo di tutti i nostri prodotti e abbiamo in tutti questi anni potuto verificare in tantissime occasioni che resta ancora oggi il materiale migliore rispetto a tanti altri che sono presenti nel mercato utilizzati da altri concorrenti quali gli ABS o i blend ABS policarbonato. La seconda cosa sicuramente la possibilità di avere un processo di produzione totalmente controllato da parte del produttore. Nel caso di Nolan, come avete potuto vedere, noi partiamo dalla materia prima che acquistiamo e tutto il processo di produzione del prodotto viene fatto all'interno dei nostri stabilimenti con i nostri, diciamo, metodologie sviluppate in tutti questi anni e con la possibilità anche di controllare step by step tutte le fasi del processo produttivo. Na tem delu proizvodnje pa so zaposlene samo ženske, ki poskrbijo, da vse nalepke in poslikave na čelado pridejo točno tako, kot je treba in da je uporabnik seveda zadovoljen tudi z izgledom. Ovviamente ci sono anche delle modalità o delle prove comparative che vengono fatte da enti indipendenti. Ne cito uno, diciamo, che ultimamente secondo noi ha preso abbastanza piede, è abbastanza importante, che è lo Sharp Project, che è stato finanziato dal governo inglese. È una iniziativa indipendente, quindi dove i costruttori non hanno nessun genere di coinvolgimento, il governo preleva dei prodotti acquistandoli direttamente dai negozi e li sottopone ad un test che non segue esclusivamente lo standard europeo, ma è un protocollo di prova che hanno definito ritenendolo idoneo a caratterizzare la bontà del prodotto da un punto di vista della protezione offerta, e guarda caso tutti i prodotti del gruppo Nolan hanno un rating di 4 stelle o 5 stelle su un massimo appunto di 5 stelle ad identificare la capacità di protezione offerta dal prodotto. E nel caso dei caschi apribili siamo credo l'unica azienda che ha il 100% del latching, sarebbe la
la caratteristica che in un casco apribile durante l'urto non si verifichi mai accidentalmente l'apertura della mentoniera apribile, che è un sinonimo comunque di garanzia di tenuta e della protezione anche della zona della mentoniera offerta da un casco apribile. Questo diciamo va a supporto e anche a suggerire ai consumatori, prima di acquistare un prodotto, di acquisire delle informazioni guardando i siti dei produttori. Nel caso di Nolan, ripeto, mettiamo a disposizione moltissima informazione e produciamo tutto internamente controllando il processo. Questa è la garanzia che ci sentiamo di offrire. Viene registrata, come dicevo, l'accelerazione, il casco viene testato, nel caso di un casco full face, in 6 punti. Quindi nella fronte, nella zona top, nella zona retro, i 2 laterali e in ultimo sulla mentoniera ad una velocità ridotta. Quindi lo stesso casco viene testato in 6 punti diversi, vengono registrate le accelerazioni, viene misurato un parametro che è un criterio che stabilisce la probabilità di avere delle ferite, dei danni cerebrali, si chiama HIC. Il casco poi viene sottoposto anche a tante altre prove che sono indirettamente legate alla sicurezza d'utilizzo. Ad esempio le proprietà ottiche della visiera, noi abbiamo tutte le visiere che sono omologate anche con la lente antiappannamento interna che permette di avere una buona visibilità anche in condizioni ambientali particolarmente gravose o quando fa freddo e quindi si verifica la problematica della condensa sulla visiera. Con il nostro laboratorio ottico andiamo quindi a verificare la rispondenza della visiera con la visiera antiappannante, che è denominata Pinlock, la rispondenza ai requisiti ottici misurando proprio il potere diottrico come se fosse una lente e verificando che la visibilità quindi sia mantenuta entro i limiti stabiliti dalla normativa. Ci sono poi delle prove sui sistemi di ritenzione, sui sistemi di chiusura che sono fondamentali in termini di tenuta della chiusura con delle prove a strappo piuttosto che con delle prove di usura, perché nel tempo il prodotto, ogni volta che noi mettiamo e togliamo il nostro casco, allacciamo e slacciamo il sistema che può usurarsi nel tempo oppure banalmente arrugginirsi, quindi ci sono delle prove che verificano ancora una volta la bontà dei materiali e le caratteristiche meccaniche. Immaginiamo che questo sistema di chiusura Microlock, che da sempre viene utilizzato nei nostri prodotti ed è sviluppato appositamente per i nostri caschi, deve resistere a più di 200 kg nella prova di trazione, quindi dei livelli di carico decisamente elevati. In ultimo ci sono delle prove di scalzamento cosiddette, quindi si va a verificare che in caso di incidente il casco non possa fuoriuscire dalla testa, che è la prima caratteristica, quindi un buon sistema di chiusura, una buona allacciatura eseguito come da istruzioni che forniamo e la certezza che il casco rimanga sulla testa sono le ricette di base per far sì che il casco svolga la funzione per cui è stato progettato e sviluppato e verificato, e che è poi appunto quella di assorbire l'energia prevenendo il danno del motociclista, i danni al motociclista. Non c'è una scadenza vera e propria del prodotto, bisogna avere il buon senso, come sempre utilizziamo con tanti altri prodotti che usiamo quotidianamente, e percepire e capire che ad un certo momento il prodotto va sostituito perché si vede che è usurato. Ecco, questo dipende però anche dalla cura nell'utilizzo del prodotto, da dove lo lasciamo, se lo puliamo, se l'interno viene tenuto con cura, se lo lasciamo esposto alle intemperie oppure se lo proteggiamo. Sono tanti fattori che possono concorrere a dare questa risposta, non è una cosa univoca.